Grazie anche al Comune di Vittorio Veneto e l'assessorato alla cultura per questo invito. Sono particolarmente contento di essere oggi con voi per raccontare questo progetto che è la Casa delle Arti, che vuole essere un centro permanente per l'arte eh, in una provincia come la provincia di Belluno, che è all'estremità dell'Italia, ma se la guardiamo dall'alto è al centro dell'Europa. Io sempre ho sostenuto, perché come avete capito il mio nome, Labros Maghieras, non è un nome e cognome tipicamente veneto. Io sono di origine greca, mi sono trovato in Italia per necessità di studi. Infatti io mi sono iscritto in economia e commercio a Bologna, mi sono laureato nel 1900, lontano 1985, e da sempre ero interessato di teatro. Ho proseguito gli studi alla LUISS sul management dello spettacolo, sono tornato a Bologna, mi sono messo a lavorare nell'ambito teatrale e poi la vita mi ha portato a Belluno. Io non avevo mai nella mia vita pensato che un giorno avrei abitato a Belluno e soprattutto nel Veneto. Arrivato nel Veneto ho scoperto che ho tantissime radici, perché io parlando o sentendo il dialetto veneto sentivo delle parole greche, e poi ho scoperto che queste parole non erano greche ma erano venete, e eravamo stati noi i greci a prendere dai veneti il linguaggio, perché la lingua è una cosa viva. A questo punto mi sono trovato quasi a casa, mi sono innamorato del mio territorio, mi sono sentito bellunese al 100%, e mi sono tirato sulle maniche e ho detto facciamo qualcosa anche in questa provincia. Così nel 93 nasce il TIB Teatro, che nel suo acronimo vuol dire Teatro Impresa Belluno. Per noi era chiaro fin dall'inizio che dovevamo lavorare con una modalità di impresa. Noi siamo convinti che il terzo settore deve utilizzare gli strumenti dell'impresa. Infatti oggi nel TIC Teatro quasi il 90% dei suoi dipendenti sono laureati, abbiamo parecchi anziani e altri che vengono anche per fortuna l'università ormai sforna anche ragazzi molto preparati dalla comunicazione, amministrazione, cioè, comunque oggi penso che il settore cultura ha tantissime professionalità che può accogliere. Noi nel nostro piccolo Belluno abbiamo cercato di adeguarci. Il Team Teatro nel 93 che nasce a Belluno comincia a lavorare sul territorio partendo dai bambini. Noi abbiamo creato una stagione di teatro dedicata ai bambini dai 3 anni ai 18. Tutti oggi a Belluno i giovani vengono in maniera organizzata a teatro, fruiscono il teatro, perché l'idea, quando abbiamo convinto l'amministrazione comunale di accettare questo progetto, li abbiamo convinti sulla base di che cosa? Non che il nostro progetto era valido, culturalmente valido. Questo, secondo me, non è un'amministrazione che lo deve valutare perché non ha strumenti. Noi li abbiamo convinti sulla base che abbiamo detto che i suoi cittadini nel futuro, quando saranno nella fermata dell'autobus di fronte al comunale di Belluno, pronti per andare in discoteca, gireranno la testa, leggeranno il cartellone del teatro e sapranno che quella sera lì c'è uno spettacolo di teatro, un Shakespeare, un Chekhov, che però avranno deciso di andare in discoteca lo stesso. Vuol dire che noi abbiamo lavorato male. Invece se decideranno di entrare nel teatro prima e poi andare in discoteca, vuol dire che noi abbiamo lavorato bene. E questo vuol dire che noi cosa offriamo? Offriamo la possibilità che i futuri cittadini possano scegliere. Noi gli diamo la possibilità di scelta.
E poi, siccome sono progetti di medio-lungo termine, lo vedremo questo nel tempo. Così nasce da Comincio dai Tre, nasce il teatro contemporaneo, nasce il Festival Filo d'Ariana Festival, che è un festival dove vuole rivedere la città, dove praticamente l'arte entra in quelle parti della città dimenticata o quella chiusa, i cortili interni privati, le piccole piazze dimenticate, per dare la possibilità di vedere la città con occhi diversi. Nascono le installazioni artistiche, cominciano artisti che sono di diverse discipline a ritrovarsi intorno a questo festival e a discutere anche tra loro. Di conseguenza nascono nuovi progetti, nuove idee, artisti che cominciano a progettare insieme perché si sono conosciuti in questo festival e nascono nuovi spettacoli. Allora, tutto questo perché lo sto raccontando? Perché questa esperienza ci ha fatto venire in mente che forse serve un luogo fisico per contenere tutto questo. Il Teatro Comunale di Belluno, che noi abbiamo visto, cioè noi viviamo all'interno del teatro quotidianamente, è un luogo troppo istituzionale per poter contenere tutto questo. Perché? Perché un'amministrazione pubblica, soprattutto a un teatro comunale come quello della mia città, essendo l'unico teatro praticamente in provincia di quella portata, adesso forse fra qualche anno anche a Feltre sarà il Teatro La Sena che finiranno i lavori, sarà il secondo teatro, però per dimensioni quel teatro è il teatro più importante di una intera provincia, dove tutti, anzi per primi noi abbiamo cominciato, infatti nel 94, quando abbiamo cominciato le prime operazioni all'interno del teatro, la sigla era questa, il teatro si apre alla città. Volevamo che la città entrasse nel teatro, ma nella stessa maniera anche il teatro è uscito nella città. Infatti mi ricordo la prima locandina era proprio le colonne esterne del teatro e vuoto dietro. Da dietro c'era la città che si vedeva. Allora, questa idea ha cominciato a diventare una nostra esigenza e abbiamo visto la possibilità di realizzarla quando abbiamo scoperto che esistevano le caserme Piave abbandonate, e poi vi farò vedere nei slides quello che era e come sta diventando piano piano, e abbiamo pensato che forse lì era il luogo giusto per poter creare quello che noi avevamo in mente. Cioè, cosa avevamo in mente? Noi avevamo in mente un luogo che sia da una parte il luogo fisico, che possa ospitare gli artisti, prima di tutto. Perché? Perché questo luogo nasce per l'idea della creazione e dall'altra parte un luogo anche mentale. Perché? Perché mentale? Perché quando io all'interno di uno spazio metto degli artisti di diverse discipline, non so cosa può nascere, ma sicuramente qualcosa nasce. Se questo spazio sta in un territorio, gli artisti contamineranno senz'altro questo territorio con il loro pensiero, con la loro creazione, eccetera. Ma gli stessi artisti sono contaminati dal territorio. Perché è naturale, questa è una osmosi naturale che viene. Di conseguenza, cosa racconteranno questi artisti? Se non la loro esperienza di vivere in questo territorio. Ecco, da questa semplice idea nasce la Casa delle Arti. Allora, la Casa delle Arti, essendo da una parte un luogo fisico, dall'altra un luogo di pensiero, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che deve essere abitata, ma da chi? Prima di tutti dagli artisti. Di quale disciplina? Teatro, musica, danza, arti visive. Cioè tutte le discipline possibili e immaginabili. E questa abitazione devono essere gli artisti di Belluno? Assolutamente no. Noi, la nostra idea è che sia una casa aperta, una casa che possono venire anche artisti danesi, norvegesi, veneti, siciliani. Cioè si possa fare
si possa fare residenza artistica in questo territorio. Questi porteranno la loro cultura, ma quando andranno via da noi, qualcosa gli daremo anche noi a loro. Allora, su questa idea, la Casa delle Arti ha bisogno di essere attrezzata. Benissimo. Cioè, adesso vi faccio vedere esattamente cos'è la Casa delle Arti. Allora, questo è l'edificio 5 che vedete nella foto grande. È praticamente fatto di 1200 metri quadri, è composto da una sala prove di 500 metri quadri, dotata di un palcoscenico di 16 metri per 13, attrezzato per qualsiasi tipo di spettacolo, e poi abbiamo a fianco 2 sale per laboratorio e altre iniziative di 120 metri quadri, una foresteria che gli artisti possiamo ospitare, e un hangar che serve come laboratorio scenotecnico. Allora, nel lato sinistro vedete come erano le caserme Piave, e sul lato destro vedete quello, cioè esattamente prima e dopo. Le caserme Piave era uno spazio abbandonato. Il comune di Belluno, quando ha pensato di ripristinarlo dopo una pressione che ha avuto dalle associazioni locali, ha messo in atto questo tipo di accordo. Noi non ce l'hanno concesso, ma noi l'abbiamo affittato. Noi abbiamo fatto un contratto di affitto con il comune di Belluno. Il comune di Belluno, noi abbiamo preso come onere di ristrutturare tutto quello che noi spediamo per la ristrutturazione e per i lavori, anche i lavori in economia che noi facciamo all'interno di questo, all'interno delle caserme Piave, vengono monetizzate, e noi non paghiamo l'affitto, praticamente ci viene scalato l'affitto negli anni successivi. Questo è l'accordo che abbiamo fatto con il comune. Questa è un'operazione, secondo me, molto interessante, perché da una parte permette al comune di Belluno di recuperare uno spazio abbandonato senza spendere un euro. Dall'altra parte le associazioni si impegnano non solo di recuperare, ma anche di fare attività, creando un compendio del terzo settore, e alla fine il risultato cos'è? Che risponde alle esigenze del comune, che non ha possibilità di spendere per la riqualificazione, dall'altra parte dà la possibilità alle associazioni di svolgere la loro attività. Questi sono l'hangar, questo è l'hangar che noi utilizziamo come laboratorio scenotecnico, e questo è l'edificio 5. Qui si vedono tutti e due, l'edificio 5, e sulla destra vedete l'hangar, vedete che sono abbastanza vicini e sono molto funzionali per questo motivo. All'interno noi non abbiamo aspettato però di finire la riqualificazione totale di tutta questa area che abbiamo preso. Abbiamo già cominciato a produrre all'interno. Abbiamo recuperato questo che vedete nella foto grande in fondo, sono una delle 2 salette piccole che noi facciamo i laboratori. Invece sopra è la sala grande che abbiamo già cominciato a produrre dei spettacoli. Infatti questo è uno spettacolo che è stato prodotto e che attualmente sta girando. Qui sono i vari momenti dei vari laboratori che facciamo con i ragazzi, e utilizziamo anche l'area esterna, che in questo momento il comune si è impegnata a ristrutturarla. Io vi invito di visitarci, di venire a trovarci, perché è veramente bella come situazione e come esempio. Attualmente siamo in questa fase di lavori. Come vedete, nella sala grande abbiamo fatto il riscaldamento a pavimento,
questo momento stanno posando la pavimentazione, penso che per il prossimo mese sarà anche arredata perfettamente. È quello che io dicevo, che deve essere uno spazio che produce principalmente pensiero alla fine, oltre che svolgere un'attività. Con questa operazione noi cosa vogliamo? Noi in questa operazione vogliamo da una parte ottenere che i giovani del nostro territorio o dei territori limitrofi che vogliono occuparsi di arte, che possono trovare una casa dove li può ospitare, anzi devono essere gli abitanti di questa casa. Questa casa non sarà formata solo e non è formata solo di artisti, ma è formata di persone che si occupano di amministrazione, che si occupano di promozione, che si occupano non solo il fatto di l'arte come un pensiero o come un'attività solo di artistica, ma anche tutti gli altri mestieri che sono collegati con il fatto di creare l'arte. Perché? Perché quello che si crea nella Casa delle Arti poi cosa diventa? Diventa un prodotto artistico capace di entrare all'interno di un mercato e a sua volta deve generare un indotto che deve rientrare nella casa per essere reinvestito. Allora, questo spazio, così come è stato pensato, oggi abbiamo visto che ha portato già i primi risultati molto importanti. Però questo noi l'abbiamo potuto fare perché, questo è un esempio che lo voglio dare e lo dico con molta forza, perché noi quando siamo partiti, il primo bando che abbiamo fatto sono stati i Porfairs 2014-2020. Siamo riusciti ad avere un finanziamento da questo progetto. È stato la prima pietra che noi abbiamo messo all'interno di questo progetto, ma praticamente ha funzionato come moltiplicatore, perché subito dopo abbiamo fatto un progetto che si chiama Luoghi non luoghi. Perché? Perché la nostra idea era che questo, da un non luogo, che era la caserma la caserma Piave, che era uno spazio abbandonato, come avete visto prima, addirittura era diventato un bosco, è diventato un luogo. Abbiamo partecipato al bando che era il bando dei... Esatto, era il bando, mi sono perso, ho tanti fogli. Ah, eccolo qua. Abbiamo fatto il bando con l'impresa sociale con i bambini, proprio con questo nome, Luoghi o non luoghi, i bambini abitano il territorio, mettendo insieme altri 23 soggetti del territorio. Questo ci ha dato la possibilità, da una parte, di creare un partenariato, di creare anche una sinergia con altri soggetti che praticamente hanno abitato questo territorio, hanno portato attività all'interno di questo territorio, i nostri concittadini hanno cominciato a fruirlo, e questo cosa fa? Fa sì che oggi abbiamo un'attenzione rispetto alla Casa delle Arti che ci dà la possibilità e ci dà anche la forza di continuare. Questo è, secondo me, è un progetto che ha ancora bisogno di una decina d'anni per essere ultimato, ma penso che per le future generazioni di questo territorio può essere molto importante. Grazie.